Veniamo da 5 anni di un'amministrazione che di fatto non c'è stata. Vediamo tutti i giorni una città che è bistrattata, mal ridotta, sporca, senza cura, e credo che c'è bisogno di impegnarsi per provare a cambiare questa città. Noi l'abbiamo già fatto da 10 anni, sono 10 anni che siamo impegnati in questa città provando a cambiare dal basso alcune delle cose che non vanno, ma l'impegno dal basso è bello, funziona, ma non è quello che può cambiare il volto di questa città. Per cambiare il volto di questa città c'è bisogno della politica, e la politica deve iniziare a programmare per un futuro vero di questa città. Uno dei nostri motti è "Facciamo Catania". È il momento di farla Catania, non di stare a guardare, di costruire la Catania del futuro. Oggi Catania vive alla giornata, lo vediamo tutti in tutti i settori, lo vediamo dalla raccolta differenziata all'economia, alla cultura, alla città per bambini, che non esiste, una città che non ha alcuno spazio per i più piccoli e per i più fragili come gli anziani. Ci piacerebbe poter costruire una Catania diversa. Se viviamo in questa città non ha senso stare con le mani in mano, bisogna impegnarsi e provare a cambiarla veramente, se no resta solamente il lamento. Noi sosteniamo Maurizio Caserta, che ha un bellissimo programma per rilanciare Catania. Tra i tanti punti di Maurizio Caserta, 5 sono quelli che vorremmo portare avanti e impegnarci in prima persona. Innanzitutto reddito. Questa qua è una città che ha un livello altissimo di disoccupazione, un livello altissimo di persone che non trovano lavoro e che non possono vivere senza un sostegno. Noi l'abbiamo visto durante l'esperienza della distribuzione alimentare del 2020, ad inizio Covid. Questa città, senza il reddito di cittadinanza e alcune misure che possono sostenere le fasce più deboli, non ha vita. Ci sono interi quartieri dove non c'è lavoro, e ancora oggi siamo nel 2023, non siamo assolutamente arrivati ai livelli in cui eravamo nel 2019, prima del Covid, per cui sicuramente un sostegno alle fasce più deboli è fondamentale, che non vuol dire solamente sostegno economico, ma vuol dire per esempio casa. A Catania mancano le case, e però abbiamo tantissime case sfitte. Abbiamo tantissime case sfitte ed un patrimonio immobiliare che piano piano si sta distruggendo, degradando. Anziché pensare a fare case nuove, per esempio, si potrebbe pensare a censire, a recuperare questo patrimonio immobiliare e a pensare di poterlo acquistare e affittare per dare a chi ne ha bisogno. Uno dei punti, fondanti della nostra associazione, e quindi anche di questa campagna elettorale, è la cultura. Catania è una città in cui la cultura può svolgere un ruolo impressionante. Abbiamo visto in questi giorni che Agrigento è diventata capitale della cultura italiana. Qualche anno prima è successo a Palermo. Perché questo non può succedere a Catania? Perché a Catania non si può creare un sistema per cui tutti gli operatori che lavorano nel mondo della cultura, tutti i siti che abbiamo, possono essere valorizzati? La cultura è veramente uno dei motori che può trasformare questa città, e con la cultura si crea lavoro. Bisogna smetterla con questa cosa qui che si dice, no? Che con la cultura non si mangia. No, la cultura può essere uno dei grandi volani economici per questa città. Catania si può cambiare. Catania è una città in cui si può vivere bene e si può creare un futuro, ma questa cosa qui la riusciamo a fare solamente se ci impegniamo tutti quanti insieme. Veramente, se facciamo noi Catania, è il momento di farlo, di non stare più a guardare, di non essere più pessimisti, ma di impegnarsi.